perché adesso non c'è lavoro più, tutto senza lavoro. Tu hai perso il lavoro? Anche io non adesso lavoro, 4 anni niente lavoro. Questi problemi. Crisi per tutti, ma per qualcuno ancora di più. In Italia, dall'inizio delle difficoltà economiche, il numero di disoccupati stranieri è aumentato di 95.000 unità, un numero grossomodo pari a quello di nuovi ingressi di lavoratori extracomunitari previsti dal decreto Flussi 2010, che ammontano appunto a quasi 100.000. Per il Veneto si tratterebbe di circa 10.000 stranieri in più. Di fronte a queste cifre, la Caritas veneziana, che da sempre lavora per l'accoglienza e l'inclusione dei migranti, oggi dice no a questo decreto e a nuovi ingressi. Una posizione che ha scatenato polemiche e acceso il dibattito tra gli amministratori locali, le categorie produttive, i sindacati. Noi partiamo da un presupposto che per 3 anni non sono stati fatti nessun decreto flussi nel nostro paese. Se io mi guardo attorno, devo dire che non c'è stata alcun tipo di reazione, di richiesta, in maniera non esplicita, ecco perlomeno, rispetto a questa riattivare il decreto flussi. Quest'anno arriva fuori un decreto flussi di 100.000 presenze. La domanda che mi pongo è: era necessario? Su quali settori? Se andiamo a vedere i dati, vediamo che nelle liste di collocamento in Italia ci sono circa 95.000 stranieri in attesa di occupazione. Se è una questione di presenza di manodopera, credo che l'abbiamo già presente nel territorio, ma questo non per impedire agli stranieri di venire in Italia. Credo che chi conosce la mia storia è sempre stato un difensore strenuo della mobilità delle persone da questo punto di vista, perché chi lascia il proprio paese non lo lascia sempre a cuor leggero, anzi deve, per questioni di guerra, questioni di fame, questioni economiche e via dicendo. Quindi io non voglio precludere niente a nessuno. Dico soltanto che molto probabilmente dentro questo contesto dobbiamo cercare di partire dalle realtà che abbiamo presenti per dare dignità ad ognuno. L'esempio che ho citato in varie occasioni, lo ribadisco: se io invito qualcuno a casa mia, poi non lo faccio dormire in garage. Se non ho il posto, preferisco dargli il mio letto. Allora dico, le persone che noi invitiamo attraverso il decreto flussi oppure le persone che abbiamo già qui presenti, noi dobbiamo avere il senso del rispetto, sapendole riconoscere portatori di dignità. Poi io nella fede vedo anche in loro l'immagine di Dio, ma questo lo vedo io come sacerdote. Dico. Allora, se c'è questa attenzione, diciamo, prima di fare i decreti flussi vediamo se c'è altro. Se il decreto flusso, ancora una volta, rischia di essere di fatto una sanatoria per alcuni, ma allora chiamiamola sanatoria, cioè io non mi scandalizzo di nulla, dico soltanto che forse è il caso di chiamare le cose con il loro nome. A confermare i numeri forniti dalla Caritas è una ricerca della Fondazione Leone Moressa, secondo la quale il tasso di disoccupazione degli stranieri si attesta al 9,8% contro una media degli italiani del 7,3% e le aree più in difficoltà sono quelle settentrionali. Se consideriamo tutti i disoccupati, quindi tutte le nuove posizioni di disoccupazione create dalla crisi a livello nazionale, si calcola come gli stranieri siano quasi il 30%, quindi praticamente quasi su 10 nuovi disoccupati 3 sono stranieri, quando a livello diciamo generale il numero invece, il valore assoluto di disoccupati stranieri sul totale di disoccupati è appena del 12%, quindi questo significa che la crisi in qualche modo ha colpito le fasce più deboli della nostra società, in questo caso gli stranieri, ci sono anche comunque la questione legata alla questione giovanile e sono esattamente diciamo, la componente più diciamo, delicata e più debole del nostro mercato del lavoro. E in qualche modo il numero di nuovi disoccupati appunto ammonta a più o meno 96.000 soggetti, molto simile al dato relativo ai nuovi flussi di entrata determinati dal decreto flussi. E, a nostro avviso in questa situazione serve diciamo, premiare, comunque dare maggior possibilità a quegli stranieri che hanno perso il lavoro a causa della crisi e che comunque continuano a rimanere, vivere nel nostro territorio,
a trovare un lavoro, cioè dare, diciamo, la priorità a questi soggetti nel cercare nuova occupazione. Questo perché? Perché uno straniero che perde il lavoro è maggiormente a rischio di essere presente nel nostro territorio in maniera regolare. Il decreto flussi, d'altra parte, ha funzionato spesso in passato proprio come una sanatoria, permettendo cioè la regolarizzazione di stranieri che erano già presenti e lavoravano, magari in nero, sul nostro territorio. Per quello dico, alle volte ci vestiamo di ipocrisia. Quante volte le abbiamo detto che sono gli stessi stranieri che portavano le loro buste, le loro domande alle poste, oppure adesso col sistema internet? Ecco, allora dobbiamo essere anche onesti da questo punto di vista. Dall'altra, se uno va a leggersi il decreto flussi, alle volte dico, non so se è da sorridere, no, quando uno legge in un territorio nazionale come il nostro la possibilità di adesso dico 3, ma i numeri non li ho precisi, 3 brasiliani. Dico, perché 3 e non 4? 3 per chi? 3 sono quelli che sono io che ho conosciuto, cioè, capite? Ecco, questo voglio dire. Allora, molto probabilmente sono mirati. Ripeto, a me va benissimo regolarizzare chi è in questo paese senza diritti. Ho sempre detto che il decreto flussi è una soluzione tampone, ma non è il metodo che può diventare regola per tutti. Dico. Soltanto che forse è tempo anche incominciare a crescere, a maturare su questo e a chiamare le cose col loro nome. Non tutti però la pensano come Monsignor Pistolato. Secondo Don Giovanni Sandonà, ad esempio, direttore della Caritas Vicentina e delegato regionale per il Triveneto, bloccare i flussi porterebbe solo a un aumento dell'immigrazione clandestina, gestita dalle organizzazioni criminali. Su questo io condivido a piene mani da questo punto di vista, però è altrettanto vero che lo sappiamo, e anche qui uscendo dall'ipocrisia, dico che se noi facciamo un decreto flussi di 100.000 ne arrivano 200.000. Gli altri 100.000 come arrivano? Cioè non è questo il criterio per combattere il commercio di carne umana, non è questo il criterio per combattere la criminalità organizzata. Bisogna forse ripensare in maniera radicale proprio il metodo, il sistema per i ingressi nel nostro paese. Abbiamo vari modelli nelle varie parti, dico. Quindi da questo punto di vista resta vero che il decreto flussi non sana, non toglie questo tipo di problematicità, anzi forse alle volte proprio chi non è stato dentro il decreto flussi viene sollecitato da organizzazioni dicendo di spendere e pagare, forse alle volte per avere anche permessi irregolari o comunque illegittimi. In ogni caso, a oggi i disoccupati in Veneto sono 130.000. A dirlo è lo stesso governatore Luca Zaia. Oltre certi limiti la nostra comunità non riesce più ad assorbire poi il peso dell'immigrazione. Penso ad esempio sul fronte del mondo del lavoro, noi abbiamo 130.000 disoccupati, pensare di avere ancora immigrati che vengono qui a cercare lavoro significa essere poco seri anche nei loro confronti. Il lavoro dunque manca, ma com'è esattamente la situazione nella nostra regione? Come sarà il 2011? Sarà diverso dal 2010. Diverso innanzitutto perché nel 2011 termineranno le prime casse integrazioni straordinarie della durata di 2 anni delle grandi aziende, quindi quelle che pesano di più anche in termini di impatto sociale, termineranno e noi dovremo essere in grado di trasformarle, perché alcune di queste chiuderanno e per i lavoratori è evidente che dovremo ragionare in termini di ricerca di nuovo posto di lavoro prioritariamente e di garanzia di un sostegno al reddito, che però, come abbiamo deciso di fare, non potrà essere la cassa integrazione in deroga. Quali sono le aziende più a rischio? Le aziende più a rischio sono quelle che hanno affrontato la crisi senza investire, che non hanno riorganizzato il proprio personale, che non hanno investito sulle risorse umane, perché questi sono i dati caratteristici che contraddistinguono quelle aziende che non sono in grado di superarla questa crisi. Per questo ci sarà la chiusura quasi inevitabile e da parte nostra ci dovrà essere tutta l'attenzione per prendere ciascun lavoratore e rioccuparlo. Le vertenze che la preoccupano di più? Sono proprio quelle che hanno il maggiore impatto, perché vedete, noi avremo 2 tipologie, una le piccole aziende artigiane che però
Purtroppo quando chiudono non fanno tanto rumore, però a questo va data grande attenzione. E dall'altra le grandi, che hanno grandi numeri, che andiamo tutte le volte sopra le 100-150 unità, ed è evidente che quando chiude questa, in particolare se abbiamo marito e moglie per esempio impegnati, questo ha un impatto sociale fortissimo. Viste le prospettive, qualche giorno fa il ministro del welfare Maurizio Sacconi da Parma ha invitato tutti i giovani ad accettare qualunque offerta di lavoro, anche il più umile, purché legale. Condivido e oggi anche la Caritas viene su queste nostre posizioni quando dice basta ai flussi di immigrazione non distinti, e quindi senza andare a vedere quali opportunità di vita diamo a queste persone. E oggi ai nostri ragazzi va detto che non c'è il posto di lavoro che magari uno sognerebbe, fin da subito almeno. Ci si deve adattare, si deve mettere tanto sacrificio, si devono accettare quei lavori che magari non sono così appetibili. Perché oggi prima di tutto dobbiamo accogliere e cogliere tutte le opportunità di vita che sono opportunità di lavoro, e quelle che ci sono dobbiamo essere in grado di prenderle al volo. E molti lo stanno già facendo. A registrare la nuova tendenza è proprio la Caritas veneziana. Se noi vediamo che anche ai corsi che facciamo per le badanti cosiddette abbiamo una presenza ottima di italiani, cosa che quello che facevamo alcuni anni fa vedeva il 100% di presenza stranieri, forse questo discorso non è neanche vero. Se c'è una disponibilità, e questo lo vediamo ai nostri sportelli Caritas, di persone che si propongono a svolgere qualsiasi tipo di lavoro, anche alle volte se laureati, anche se prima avevano lavori di responsabilità presso grosse ditte, parliamo quindi di un ceto medio di lavoratori, molto probabilmente questo non è sempre vero, poi non tutto e non comunque, dico, da questo punto di vista. Il problema comunque non è solo accettare un lavoro meno qualificante rispetto magari al proprio percorso di studi, ma dire sì a forme di precarietà inaccettabili se protratte nel tempo. C'è anche la questione relativa alle tipologie contrattuali dei giovani. Una buona parte dei contratti atipici a cui i giovani sono comunque chiamati a sottostare sono precari. Comunque una cosa è parlare di atipicità, una questione è parlare di precariato. Quando i contratti a termine vengono reiterati continuamente nel tempo, ecco che la flessibilità si trasforma in precarietà. Quindi la necessità, di rimodernare il mercato del lavoro anche in merito alle esigenze che dal mercato ne scaturiscono, hanno però anche bisogno di essere in qualche modo gestite e garantite da un nuovo tipo di sistema di welfare. Quindi i giovani sono la parte debole della società perché probabilmente sono i soggetti che maggiormente sono inquadrati con questi tipi di contratti che sono più rischiosi dal punto di vista della perdita del lavoro. Un nuovo welfare dunque, ma anche delle politiche sull'immigrazione più lungimiranti. Proprio i giovani e gli stranieri infatti sono tra coloro che stanno pagando alla crisi il prezzo più alto. E allora, tornando alla proposta della Caritas di bloccare il decreto flussi, chiediamo a Monsignor Pistolato se una soluzione del genere non rischierebbe di alimentare il razzismo, rievocando lo spettro dello straniero che ruba il lavoro. Purtroppo le mie parole le possono scatenare, vedo sui giornali, più posizioni ideologiche, quindi ognuno si impossessa di quella parte che gli fa comodo senza avere la capacità di avere un discorso più complesso e anche un orizzonte più ampio. Dall'altra però le difficoltà, chiamiamole di razzismo, le vediamo già quotidianamente, dicono. Nelle mense dei poveri gli italiani dicono che gli stranieri gli portano via il posto, quando vengono nei nostri uffici e non ottengono quello che volevano, allora gli stranieri dicono perché noi siamo stranieri non ce li date, gli italiani ci dicono che noi diamo tutto agli stranieri, non diamo nulla agli italiani, quindi è il pane quotidiano sul quale dobbiamo vivere e lottare tutti i santi giorni. Ma proprio dentro questa visione, ecco allora il tema della 97esima giornata delle migrazioni, dobbiamo entrare dentro la logica che la famiglia umana è una. No, e allora tutti hanno diritto di un posto dignitoso. Dignitoso, che mette al centro, cioè, la persona.